uguaglianze che la crisi induce. Crisi che, come sappiamo, non è soltanto economica, ma che si trascina con sé anche una decadenza politica, una decadenza sociale e direi anche una decadenza culturale di valore. Di questo noi oggi vogliamo discutere con i nostri ospiti, che veramente ringraziamo per essere qui con noi. Pino Loveredo, che conosciamo tutti, scrittore importante, dottoressa Elisabetta Vezzosi, che è docente di storia contemporanea all'Università di Trieste Tretenziano, il nostro segretario generale della CGIL regionale Franco Becci, che conosciamo. Con noi c'è anche Miriam Broglia, che oltre ad essere amministratrice delegata della nostra rivista, oggi rappresenta anche lo SPI nazionale. Abbiamo deciso di organizzare oggi, diversamente dal passato, una tavola rotonda che sarà moderata da Giampaolo Carbonetto, che conosciamo, è stimato giornalista del Messaggero Veneto. Ringrazio anche il sindaco di Ronchi, Roberto Fontanotto, che ci porterà poi il saluto del comune. Dicevo che come sappiamo colpisce in particolare il nostro Paese. È una crisi pesante dove i processi di divisione, di crescita dell'insicurezza sociale, di riduzione delle tutele dei diritti risultano essere veramente pesanti e colpiscono in particolare le persone più esposte, che sono i giovani, che sono gli anziani, le donne, i migranti, le persone non autosufficienti. E dentro questa crisi si sono rafforzate le politiche di divisione portate avanti dalle destre in questi ultimi 20 anni, politiche che hanno lasciato un segno, politiche che si sono mosse nel tentativo di restaurazione di una cultura che pensavamo di avere alle spalle, politiche proibizioniste che hanno voluto, compagni, politiche proibizioniste che hanno voluto ridurre i diritti delle persone e che hanno ristretto i diritti di libertà, politiche che hanno aumentato la disuguaglianza tra i cittadini con la volontà di avverare le differenze come portato invece che arricchisce una società e che pertanto vanno protette, vanno difese. Noi siamo un sindacato dell'inclusione, non dell'esclusione. A differenza invece delle diseguaglianze che invece sì vanno combattute, così come anche si muove la nostra organizzazione. E tra le politiche più odiose del centrodestra vanno annoverate quelle discriminatorie di chi cerca rifugio nel nostro paese perché rischia la vita per le persone politiche o per miserevoli condizioni di vita nel loro paese. Voglio ricordare che quest'anno, il 20 giugno, che peraltro ricorreva con la giornata mondiale del rifugiato, per l'ennesima volta scoppiava l'emergenza Lampedusa, con il suo carico di tragedie immani. Si dice che i rifugiati in Italia sono troppi e che il nostro paese non può permettersi tanti ospiti. Si dimentica però che in Italia ci sono 64.000 rifugiati, contro i 589.000 della Germania, i 217.000 della Francia, i 150.000 della Gran Bretagna, i 93.000 della Svezia e i 74.000 dell'Olanda, peraltro questi ultimi paesi molto più piccoli del nostro. Il problema quindi è un altro, e cioè che la questione deve essere affrontata con serietà e con lungimiranza, a partire da un potenziamento e da una umanizzazione delle forme di protezione e di assistenza. Ciò vale anche per il CIE di Gradisca, e bene ha fatto il nostro segretario regionale della CGIL a chiederne la chiusura. Lo ha ribadito anche Luigi Manconi, presidente della Commissione dei diritti umani al Senato, che dopo aver visitato, come sappiamo qualche giorno fa,
lo ha bollato come tra i peggiori d'Italia. Una struttura che un paese civile non dovrebbe permettersi, ha detto, in quanto gli ospiti vivono in gabbia peggio dei carcerati. Sono strutture CIE che assomigliano a delle prigioni, pur senza esserlo, e che funzionano male a causa di una legge da Bossi-Fini non all'altezza di un paese civile. Potremmo citare altre leggi o comportamenti del centrodestra, che per un verso hanno fatto arretrare i diritti dei più deboli, in particolare delle persone più esposte, e per l'altro si sono mossi e si muovono nella formazione dell'idea che comunque ci sono cittadini che hanno più diritti degli altri. Si ha la sensazione che dopo un periodo che ha caratterizzato le grandi battaglie laiche e di libertà che hanno contraddistinto l'impegno sindacale e politico della nostra generazione, c'è stata e c'è la volontà delle destre di riprendersi come una sorta di rivincita. Quindi si vuole ridimensionare la scuola pubblica, la sanità, il welfare, si vogliono ridurre le tutele nel mondo del lavoro, sempre più destrutturato e considerato la stregua di merce, usato per coprire i gap di produttività con gli altri paesi industrializzati. Nel mondo del lavoro assistiamo a preoccupanti arretramenti, dalla parità salariale a quell'accesso al lavoro, fino alle tutele previste per legge, che nelle pieghe delle precarietà a poco a poco rischiano veramente di sparire. Sono cresciute le diseguaglianze sociali ad una velocità tale che gran parte dei nuovi poveri non sono più soggetti disadattati, ma una moltitudine di giovani, di precari, di anziani, scivolati in pochi anni da una condizione di normalità fino alle soglie della sopravvivenza, come conferma un recente studio fatto dalla nostra categoria a livello nazionale sul potere d'acquisto delle pensioni, che come sappiamo è stato e viene eroso di circa un terzo, negli ultimi anni. A questo proposito vorrei ricordare che in Italia ci sono 10 milioni di persone che non si curano più. Non si curano più perché con il loro reddito non ce la fanno a pagare la quota di compartecipazione a visite, a cure ed esami. E tra questi 10 milioni ci sono tantissime persone anziane. Questo è anche il risultato di chi concepisce una società che invecchia come una società che regredisce, contrapponendo giovani ad anziani, quando, al contrario, noi chiediamo che si affermi una società che progredisce, migliorando la vita delle persone e la vita degli anziani, come ci ha ricordato l'anno scorso il professor Scortegagna, commentando l'anno europeo sull'invecchiamento attivo e i rapporti intergenerazionali. E insieme alla crisi e ai suoi effetti è ritornato di attualità il tema della violenza. Violenza che si scaglia contro un diverso orientamento sessuale, contro chi ha un altro colore di pelle, violenza del più forte sul più debole, violenza contro le donne. Possiamo dire che nel nostro paese la condizione delle donne è la misura anche della democrazia. E dunque non è democratico un paese che utilizza un linguaggio che trasmette delle donne un'immagine che poco ha a che fare con la persona e molto con la merce. Come non è democratico un paese che non offre uguali opportunità a uomini e donne, anche nel mondo del lavoro. E qui registriamo un divario secco, una forbice, se guardiamo il dato dei differenziali salariali, degli inquadramenti, della distribuzione dell'orario, delle progressioni di carriera tra maschi e femmine. Ciò viene anche alimentato da una regressione culturale della funzione della donna nella società, promossa dalle destre in questi anni. Una certa idea di famiglia, l'idea che la donna è un soggetto complementare, non autonomo, nella definizione di sé. Il tema della violenza sulle donne ha assunto in questi ultimi tempi un preoccupante spirale di violenza con i femminicidi. Ricordo che ieri è stata uccisa una ragazza di 29 anni a Udine, sicuramente faceva giorno, una luna di pomeriggio, non una luna di notte. Ma non è la parola femminicidio che ha reso attuale e a ragionare sul tema della violenza sulle donne. È la dimensione della violenza sulle donne che ha reso il tema di grande attualità. E qui nasce una domanda. Se c'è una relazione
tra la crisi economica, la sua profondità, la disgregazione sociale che sta determinando e i fenomeni di violenza sulle donne. Certo, la pervasività della crisi mette in difficoltà i rapporti tra le persone, ma non può essere un alibi per cui la crisi giustifica in qualche modo il fatto che ci sia un'accelerazione di violenza nei confronti delle donne e dei femminicidi. In realtà i dati, i numeri ci dicono che il fenomeno non sorge negli ultimi anni, ma la questione dei femminicidi è un dato costante nel tempo che tende semmai a crescere, non a diminuire. Quindi è un problema che riguarda i rapporti tra le persone, è un problema che riguarda i rapporti tra uomini e donne. I luoghi della violenza, come sappiamo, sono molti. Sappiamo che gran parte si svolge nelle mura domestiche, ma è indubbio che una parte della violenza si muove anche nei luoghi di lavoro. E non è un caso che esista una direttiva europea che si muove esattamente su questi temi e che CGIL, CISL e UIL hanno proposto a Confindustria e alle associazioni imprenditoriali di approvare e tradurre in norme di legge e quindi vincolare le imprese su questo tema. Ma non solo. Nel nostro piano del lavoro abbiamo lanciato una proposta che individua settori, strumenti e opportunità che hanno al centro la creazione, la difesa, la valorizzazione del lavoro per le donne e per i giovani, che come sappiamo nel mercato del lavoro risultano essere i soggetti più svantaggiati. Chiediamo politiche affinché nel mondo del lavoro vi sia una maggiore presenza femminile, non solo in termini quantitativi, ma anche in termini qualitativi. Insomma, abbiamo bisogno di risposte precise a problemi concreti. Abbiamo bisogno di simboli, abbiamo bisogno di comportamenti, di immaginare una stagione che vada oltre le cose. Noi abbiamo passato una stagione in cui c'era una rincorsa per trovare finanziamenti ai centri antiviolenza, per farli riconoscere, per far sì che ci fosse un luogo dove dare risposte concrete a questi problemi. Oggi non siamo, a dire il vero, in una situazione molto diversa. E allora perché non si riconosce ai centri antiviolenza il fatto che siano dei livelli essenziali di assistenza? Perché questo sarebbe il cambiamento vero. Certo, il volontariato è importante, ma bisognerebbe passare dal volontariato di alcuni a delle norme precise, di cui nella definizione dei livelli di assistenza lo Stato se ne fa carico del problema e ne garantisce il funzionamento. Perché il salto culturale è che non possiamo considerare i centri antiviolenza come luogo del pronto soccorso, ma luogo dove si risponde complessivamente ad un problema, il che significa per una donna che subisce violenza essere in grado di costruire un percorso di cura, un percorso di riabilitazione all'interno dei quali il lavoro e la casa in cui vivere non possono essere un optional, ma risposte che misurano la qualità di una società. Perché, compagni, la casa e il lavoro contribuiscono a dare libertà, come sappiamo, alle persone. Sappiamo che il nostro Paese ha discusso recentemente il tema sulla violenza sulle donne. Il Consiglio dei Ministri ha adottato un provvedimento in materia di sicurezza contro i femminicidi e sicuramente il riconoscimento della gravità della situazione e del bisogno di azioni concrete, di contrasto e di lotta contro la violenza sulle donne. E nel contempo noi chiediamo che si affronti il tema della violenza di genere in modo più organico e strutturale, prevedendo un'adeguata copertura finanziaria che consenta la realizzazione di un piano straordinario che coinvolga direttamente tutti gli attori interessati, compreso le parti sociali e l'associazionismo civile. Chiediamo anche al Governo un impegno preciso sulla prevenzione del fenomeno, come prevede la Convenzione di Istanbul ratificata dal nostro Paese. Come CGIL abbiamo segnalato l'assenza nel decreto della presa in carico della vittima della violenza, quando appare in tutta evidenza per la sua efficacia la necessità di misure concrete di sostegno economico ai centri antiviolenza, come dicevo, le case lavoro, come strutture che accompagnano le donne a ritrovare la propria autonomia attraverso la ricerca di soluzioni e attraverso la ricerca anche di un lavoro. E poi la formazione di tutti, la formazione degli operatori,
che entrano in contatto con le vittime e non soltanto la formazione della Polizia di Stato. Non vorremmo, per essere chiari, che ci sia un'idea tutta securitaria dell'applicazione della legge contro la violenza sulle donne. Non si può derubricare una questione così complessa ad un problema di ordine pubblico, perché il problema della violenza sulle donne è un fatto di costumi, un fatto di relazioni, un fatto di cultura, di come si misurano i rapporti tra le persone. E allora il tema vero che dobbiamo proporre è che c'è una relazione, forte relazione stretta, tra la condizione della donna e la democrazia. Finché non riusciamo ad affermare che le condizioni della donna, il rispetto della donna e la misura della democrazia, noi rischiamo sempre di affrontare una parte del problema, ma non di vedere il tutto. Chiudo con una domanda ed una considerazione che lascia il dibattito. Si è giustamente chiesta a Susanna Camusso, ma se non fossero state una moglie ed una bambina, le avremmo restituite al dittatore kazako? Mi pare una domanda molto precisa e puntuale. E la considerazione è questa, è che davvero tutti noi, vorremmo vivere in un paese dove non si deve chiedere le dimissioni del vicepresidente del Senato, perché si sarebbe già dimesso da solo, dopo i pesanti insulti ad una donna, ad una cittadina insultata solo perché ha un altro colore di pelle. Detto questo, e quindi lascio il tema di questa introduzione al moderatore e al dibattito, chiamo il sindaco di Ronchi, che ringrazio per